Noi non abbiamo voluto fare cose eclatanti, ci ritroviamo in comunità, prima per un motivo di un momento di incontro con uno scrittore israeliano che ha vissuto il 7 ottobre da Israele e poi ci riuniremo in una commemorazione religiosa, di comunità, diciamo, con pochi amici che ci stanno vicini tutto l'anno, diciamo così, non quelli d'occasione, non quelli che fanno la sceneggiata e la passerella. A un anno dal 7 ottobre scorso, la comunità ebraica veneziana ha deciso di commemorare così le vittime della strage compiuta dal movimento islamico di resistenza palestinese. Oltre 1000 persone, tra cui molti bambini, hanno perso la vita. Mentre nell'area del ghetto è stata intensificata la presenza delle forze dell'ordine, agenti in assetto antisommossa, polizia, carabinieri, ma anche guardia di finanza e polizia locale. Una disposizione che se da un lato tranquillizza, dall'altro preoccupa, analizza il presidente Calimani. Il fatto di sentirsi sicuri è anche è un'arma a doppio taglio, perché vedere rafforzata la sicurezza ti dà anche la sensazione che ci sia motivo per doverla rafforzare e questo ci preoccupa l'antisemitismo montante, spesso irriflesso, che si è sviluppato negli ultimi mesi, nell'ultimo anno e che sta montando sempre di più, senza che ci siano forze politiche, culturali, sociali che capiscano una situazione e che insegnino, che ripetano che la storia la si fa tutti insieme, non la fa una parte sola. Se c'è una tragedia storica, ed è quella che si sta verificando davanti ai nostri occhi, l'hanno fatta due popoli, non l'ha fatta un popolo solo. Allora, su questo io vorrei che la gente riflettesse da tutte le posizioni politiche possibili e immaginabili. Un vero trauma l'ha definito Calimani. Un pogrom così, dopo la Shoah non ce lo aspettavamo. Siamo tornati ai tempi del Medioevo, quando si ammazzavano ebrei per il gusto di ammazzarli, civili, bambini, stuprati, mutilati. È stato un vero trauma. Quanto sta accadendo però è anche un problema culturale, conclude il presidente. Qui è carente la scuola, è carente l'università. Nelle università, con le proteste che stanno avvenendo, diritto di protestare e di esprimere la propria opinione assoluto, riconosciuto a tutti, purché non violento. Ma non sanno neanche quello che dicono e chi è che glielo insegna? Chi glielo spiega che quando dicono dal fiume al mare stanno dicendo distruggiamo un popolo? Ma non lo capiscono, cioè, non sanno quello che dicono, non c'è cultura. Ma chi gliela deve dare la cultura?